Si riparte anche con il settore giovanile, direi coach Romanin, finalmente. Sì, finalmente si riparte, dopo più di 400 giorni ritorniamo a giocare e la cosa bella è che finalmente questi ragazzi, che sono dal mio punto di vista straordinari perché hanno fatto di tutto in questi 400 giorni, da allenamenti davanti al computer col pallone, da allenamenti davanti al computer di atletica, da lavori individuali in campo, allenamenti fatti in tutte le condizioni possibili e immaginabili, sempre tutti presenti, sempre tutti disponibili. Il fatto che si possa ritornare a giocare, il fatto che si possa ricominciare questo percorso di crescita che è stato bruscamente interrotto è sicuramente una cosa molto positiva. Si sono iscritte al campionato Under 16 Eccellenza le squadre migliori del Friuli, quelle che conosciamo, con il quale giochiamo da avversari ormai da 3 stagioni consecutivamente, però credo che mai come in questa stagione il risultato sportivo sia assolutamente ininfluente, quanto sia viceversa importante riprendere a giocare. Questo è un gruppo straordinario che rappresenterà il futuro della pallacanestro di questa società e il fatto che si sia interrotto bruscamente la possibilità di giocare sicuramente ha danneggiato i nostri, ma come anche gli altri ragazzi delle altre società. Era importante, un segnale positivo per noi, per il movimento, per la società, anche per il resto del settore giovanile, perché ricominciamo a giocare anche con le altre squadre. Quindi ripeto, siamo veramente contenti che questo sia potuto succedere. Noi chiaramente andiamo in campo per fare del nostro meglio, ma quest'anno il risultato sportivo secondo me va messo in secondo piano rispetto appunto alla possibilità di far riprendere i ragazzi a giocare, a fare delle partite vere, a ricominciare a ripensare e a rivivere un minimo di normalità. Normalità, ma c'è qualcuno all'interno dei vari gruppi che non se l'è sentita oppure tutti hanno risposto presente? 90% dei giocatori del pool composto da Pallacanestro Portogruaro, Basket Cordovado hanno assolutamente aderito, hanno ripreso con entusiasmo, le società si sono date da fare, abbiamo curato ogni minimo particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme, delle regole, facciamo i tamponi ogni settimana, cerchiamo di applicare il regolamento in maniera stringente, anzi addirittura di più rispetto a quello che è previsto dal protocollo sanitario e della FIP, e questo in qualche maniera ha tranquillizzato anche le famiglie che si sono dette ben disponibili a far rientrare i ragazzi in palestra. Credo che questo sia un bel segnale per tutta quanta la comunità. Max Baldo, capitano di questa formazione Under 16 d'eccellenza, dunque quanto è importante per voi squadra ritornare a confrontarsi in un campo di basket contro un avversario vero? È molto importante dopo questo anno difficile poterci tornare a confrontare con un avversario, appunto poter tornare a giocare e fare quello che più ci piace e siamo tutti molto carichi e molto vogliosi di ripartire. Il coach ha detto che il risultato non conterà molto quest'anno, però insomma, la squadra vuole sicuramente entrare in campo per vincerle tutte. Certo, chiaramente l'intento è quello, poi è più importante tornare a divertirsi ovviamente e poterci appunto fare quello che ci piace e poterci anche mettere alla prova dopo quest'anno difficile e discontinuo. E con Filippo Marchesan, play dell'Under 16, dunque Filippo si è ricominciato, abbiamo detto, in tutta sicurezza, voi adesso andare a confrontarsi contro degli avversari, insomma avete qualche timore oppure siete tranquilli dal punto di vista sanitario, parliamo? Beh, dal punto di vista sanitario siamo assolutamente tranquilli, abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare, quindi ci sentiamo abbastanza sicuri da quel punto di vista. Noi ci metteremo tutta la forza che abbiamo, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte e poi come andrà andrà.